Mamma mia, Maksimovic, che cosa hai fatto? Mamma mia, Maksimovic, che cosa sei riuscito a fare? 3-3. No, non è assolutamente possibile. Dai, cazzo, che sono preoccupatissimo, ma perché il momento è grave. Iscrivetevi al canale, lasciate un like preventivo che voi già sapete com'è finita e tra poco siamo pure live. Dai Politano, dai, il cross di destro, io adoro quando fa il cross di destro, Bakayoko la piazza! Maronna mi la piazzava. No, è perché Bakayoko adesso è sotto i riflettori nostri, no? Ovviamente, ragazzi, è importante tutto ciò. Lo sapete perché ne parliamo dopo live? Maronna. Gli assembramenti, qua, tutti e due. Uno con la nate, non si può fare. Siamo comunque in zone arancioni, rosse. Ciao. Bravo Mertens. Io la scelta di usare Mertens. Questi un golletto ce lo fanno, proprio da storia. Ma noi dobbiamo vincere 50-1. Non scherziamo. Poi l'avete vista a Quagliarella, che il Milan... Audero da ufficio inchiesta. Audero da ufficio inchiesta, 3 uscite per fargli fare l'1-1, il 2-1, con le mani fuori aria, uscite a vuoto. Mamma mia, Maksimovic, ma che bel modo di aprire il... Mamma mia, il compasso. Bravo Siemens, l'ha pigliata. Vattene solo tu perché tanto sei più veloce. Vai. Solo lui, mamma mia. No, dai ragazzi, dai, concentrati, dai. Bravo Simen, dai, provaci. Oh. È arrivato Mertens, Oh. Che meraviglia. Mario Rui, sei sempre lui. Mario Rui è sempre lui. Una volta che calassi il corpo, abbassa il corpo. Mamma mia, Mario Rui, che schifo. Che schifezza. Bravo Bakayoko. Eccolo. Lupetto. Eccolo, bellissimo, è bellissimo. Fai gol. Mannaggia. Cioè, di solito tu la allarghi sul secondo palo e ti diciamo non fare il tiraggiro, quello dovevi fare. Dai, eccolo. Il tiro forte, sì, con la deviazione, non me ne fotte proprio. Lorenzo Insigne dal centro perché riempie di più l'aria, perché sta imparando altri movimenti, così Gattuso non ha idee. Dai, andiamo. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Questa è una cosa bellissima. Devo sottolineare Fabian che ha fatto un grande inizio. Il passaggio per Insigne è una perla. La sforbiciata di Insigne, la bicicletta di Insigne per il gol di Osimhen che non sei... Osimhen, ragazzi, questo è un assembramento. Smettetela. Madonna mia, che bello, mi sento male. Abbiamo regalato un gol a Sim. Io non ci posso credere che dobbiamo comunque regalare una gol. Ve l'avevo detto, no? Che un gol lo facevano. Però non sapevo che sarebbe stato regalato in questa maniera schifosissima. Bakayoko spinto a terra, non fa niente. Qua non si vede la fine. Tira un gol a me, tira un gol a te. La devi tirare fuori. Che è questo passaggetto? Manolas! Dai. Là non si può. Manolas non si può. Errori a raffica, ma uno dietro all'altro. Io guardo Manolas, ma ce ne sono 50. Bravo Simen. Dai, altro pallone recuperato. Provaci Fabian, ci puoi provare. Mario Rui, tu non ci puoi provare. Non ci prova. Bravo Fabian. Mi sa che Mertens ci vuole riprovare, ma non è che uno poi, non è che... E l'ha fatto dall'altra parte, lo sapevo! Lo sapevo che lo faceva dall'altra parte perché ho un figlio di buchino! Amore! Mertens l'amore! Guarda Gattuso come sta incazzato! Mamma mia! Mertens, che cosa sei, porca puttana! Sta suonando basso, Mertens. Bravo Fabian, provaci. Oh, che brutto, provaci. Va bene, dai, stai giocando benissimo. Guarda Politano che ha combinato, madonna mia, Mertens. No, la traversa no. L'ha spinto. Ah, schifo, dai ragazzi. Ed era il Rispoli già ammonito. Attenzione alla schifezza assoluta. Bene, lasciamo i like. Voglio una base di 300 like più uno. Qui 400 like, senza dubbio, via.
Vedetevi il secondo tempo, tanto io non sono tifoso. Aluata a Rispoli, perché lo so, perché doveva essere già ammonito. Andiamo avanti. È uscito pure un ass, te lo chiama un ass. Un po' di fazzolettino. Ecco qua. Bravo Meret. La diagonale di Mario Rui, attenzione. Bravo Mertens. No, non ci credo, non ci posso credere. La smettiamo di regalare giochi, di regalare gol, di regalare giocate. Voglio, questo è un problema di presunzione, questo è un fatto di concentrazione. Tanto siamo più forti, facciamo un gol e stiamo sempre in pericolo. Insigne! Che cos'è questa roba? Dai ragazzi, una partita dominatissima nel primo tempo, non si può mettere in discussione. Ecco qua, sono fragili mentalmente, ecco qua. Mamma mia! Mamma mia, Meret che sviene, mamma mia, io non posso avere paura in questo momento del Crotone, non possiamo. È impazzito Insigne, eccolo qua! Oh! So good! So close! Good effort! Fuck! Mamma mia Maksimovic, che cosa hai fatto? Mamma mia Maksimovic, che cosa sei riuscito a fare? 3-3, no, non è assolutamente possibile. Non è assolutamente possibile. Subito i cambi, subito far entrare Lozano, non è possibile. Giusto far uscire Bakayoko per Elmas, giustissimo. Dai, non scherziamo proprio. Non scherziamo proprio. Eccolo. No! Di Lorenzo, mettila in mezzo. Ma vira che ammazza, scassato. Bravo Mario Rui. Mamma mia che ammazza. Manolas, malissimo. Beh, qua cioè, questo era il Molina che poteva essere, no? Cioè, proprio apposta, lo fermi. Mamma mia, Benali. Era Benali che aveva fatto il fallo sul Politano nel primo tempo, che era da ammonizione, mi pare. Bravo Lollo, dai, fino in fondo. Oh! Elmas. Buono! Vai Lozano! Dai, c'è, sì! Oh! Lozano! Madonna mia! Bravo Di Lorenzo! Mamma mia che gol che ha fatto! Di sinistro non se l'aspettava nessuno, neanche io! Adesso blindiamo la porta, ragazzi, non esiste proprio! Che regali oggi, che regali! Dai! Un gol alla Politano! Pazzesco, grandioso, dai! Adesso fai uscire Mertens o Osimhen e fai entrare Bobotta. Subito. Bobotta, niente, Zelischi, vabbè, va anche bene. Bravo, questo è stato grande Osimhen, è stato bravissimo Osimhen. Lozano. Strozzato. Bravo Elmas. Dai Lollo. E Lollo che cazzo, abbassa il corpo pure tu. Mamma mia, Gattuso sta come un pazzo. Mamma mia, io peggio di lui. Siamo nei secondi della siringa. Dai, non facciamo scherzi. Mamma mia, Fabiano l'ha data a quello, non ci credo. Non ci posso credere, è finita la partita. E qua non so nemmeno se era fallo, vediamo. C'è un minuto in più? Va bene. Portatela sulla bandierina, va benissimo. Maron. Bravo Petagna. Eccolo qua, così, la calma di Petagnone. Yes! 3 punti! Lo so che voi stavate soffrendo come me, quasi polli. Ci vediamo live, siamo live, dobbiamo parlare, dobbiamo sfogare. 3 punti. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato tasto, da sapere solo, non mi ricordo come mi chiamo.